Giovani, buonasera e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, è gratis. Allora, signori, scusateci l'assenza in questi giorni, ma sapete, sentite pure la voce, stiamo un po' inguaiati. A parte questo, signori, io stasera ho due ospiti speciali qua. Ve li faccio anche vedere, ragazzi. Salutate tutti e due. Oh, non vi vergognate, non vi preoccupate, non vi mangio. Allora, signori, sono arrivati tramite comunicato gli esami per quanto riguarda Amir Rachmani, che è uscito infortunato nella partita contro la Roma. Si era già capito che l'infortunio era molto grave e continuiamo a dire che abbiamo proprio la sfiga addosso. Ma naturalmente non posso gli ma perché ci sono due bambini, quindi mi devo anche trattenere nel fare il video seriamente. Comunque, a parte tutto, ragazzi, qui gli infortuni si susseguono in un modo clamoroso e quando è stato fischiato il calcio di rigore per la Roma, Rachmani si è stirato completamente e ha subito una lesione. Anzi, vi leggo anche il comunicato del Napoli che dice, e cita: in seguito all'infortunio durante il match contro la Roma, Amir Rachmani si è sottoposto oggi presso il Pineta Grande Hospital a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il difensore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitazione. Cosa significa questo, ragazzi? Che Rachmani avrà un'assenza molto lunga, ovvero si profila uno stop di 2 mesi per il difensore. 2 mesi, ragazzi, sono tanti, diciamocelo seriamente, 2 mesi sono tanti. In questo momento si vocifera che forse potrebbe tornare a disposizione De Bruyne, si inizia ad allenare, così dicono, dovrebbe fare l'iter di riabilitazione in questo momento il buon Kevin, ma ragazzi, qui a livello difensivo siamo messi male, non male, di più. Fra l'infortunio di Di Lorenzo, torna uno, se ne scassa un altro, torna quell'altro e si scassa quell'altro, quindi vai giù. In questo momento siamo veramente con le pezze, perdonatemi la parola, al culo. No, vabbè, diciamocelo seriamente, vabbè. C'è Sky Sport diceva, oggi ci ha detto, sì, c'è questo rischio della lesione che si potrebbe verificare, e c'è stata, la lesione c'è stata. Quello che a me preoccupa sinceramente è che tutte queste infortuni che c'è a Napoli sono tutte lì, lesioni di alto grado, stiramenti, queste che... parlando seriamente, qui è stata sbagliata la preparazione atletica, Conte li ha spompati, li ha ammazzati, li ha massacrati sia a Castel di Sangro e sia a Di Maro. Tutti noi abbiamo detto vabbè, sono gli infortuni di inizio di stagione, poi a gennaio, da dopo gennaio voliamo in mezzo al campo. No, l'unica parte dove stiamo volando in questo momento è al Pineta Grande Hospital per gli esami strumentali per quanto riguarda gli infortuni del Napoli. E volete salutare ancora? Salutiamo un'altra volta i nostri amici, il nostro amico Vincenzo, Diego, lo conoscete? Un po'. Siamo a Cimitile, salutiamo un'altra volta. Vincenzo, vuoi salutare i tuoi amici? Saluti i tuoi amici? Non li vuole salutare. Non vi vuole salutare, ma si vergogna, quindi non vi preoccupate. Vabbè, a parte tutto, ragazzi, ha parlato Osimhen. Diego, cosa ne pensi di Osimhen? Venicelo a dire, cosa ne pensi di Osimhen? Non lo so. Non lo sai. Diego lo sa cosa vorrebbe dire di Osimhen. Osimhen che cosa è? Una grande? Lota. Vincenzo, confermi che Osimhen è una lota? Conferma pure Vincenzo. Comunque, signori, è tornato a parlare Osimhen alla Gazzetta dello Sport. Sono stato trattato male. A Napoli sono passati anche per razzisti. Allora, caro Victor, fammi dire due cosine al volo. Caro Victor Osimhen, ricordati sempre che Napoli ti ha fatto perché, diciamocelo seriamente, Osimhen vendevi l'acqua vicino ai semafori, caro Victor, ti ha preso il Napoli, ti ha fatto diventare quello che eri. Addirittura lui dice, dopo che il Napoli ha pubblicato quel video su TikTok, e tutti quanti lo sapete, il video che facevano io sono una banana, tutti c'ho una testa banana, una cosa del genere,
qualcosa si è rotto definitivamente, chiunque può sbagliare un calcio di rigore, chiunque può essere preso in giro per questo. Il Napoli l'ha fatto soltanto con me, tra l'altro con allusioni di un certo tipo. Sono stato vittima di insulti razzisti e ho preso la mia decisione. Volevo andare via, ho cancellato le foto con la maglia del Napoli del mio profilo Instagram e hanno colto la palla al balzo per mettermi contro i tifosi. No, caro Victor, qui nessuno, anzi qualcuno ti ha anche difeso, io in primis ti ho difeso per quanto riguarda questa cosa del video su TikTok, che poi era un video goliardico, perché continuano a farli sul TikTok del Napoli, questi video ironici. Ecco, diciamo che tu sei una prima donna, caro Victor, questo lo sappiamo, tu vuoi essere al centro dell'attenzione, ci sei sempre al centro dell'attenzione perché tutte le volte parli del Napoli, tutte le volte devi parlare del Napoli, devi parlare di De Laurentiis perché lui dice anche come era il tuo rapporto con Aurelio, tu dici avevamo un gentleman agreement in base al quale l'estate successiva sarei potuto partire, ma dall'altra parte l'impegno non è mai stato mantenuto del tutto, e no, pure qui diciamo anche questa perché tu ti hai rimesso d'accordo con la Juventus, diciamoci la verità, perché poi lo dici anche tu, perché c'è stata una trattativa con la Juventus e abbi pazienza, caro Victor, io che vinco lo scudetto posso mai dare il mio giocatore migliore alla Juventus per far rafforzare, diciamo così, la Juventus? No, non funziona in questo modo, caro Victor. Lui dice perché prima che iniziasse la trattativa con il Galatasaray, Giuntoli mi chiamò per portarmi alla Juventus. Hai capito, Diego? Sì. Osimhen voleva andare alla Juventus e De No. Laurentiis, giustamente, De Laurentiis ha detto no, tu alla Juventus non ci vai. Sei giocatore mio e io a te non ti mando alla Juventus, ti mando da un'altra parte. C'ha ragione? Sì. Secondo te era giusto da vendere Osimhen alla Juventus? No, perché è una squadra non amichevole. Non sono amici nostri, diciamo così. Comunque lui dice, ho parlato con un po' di persone del club che mi hanno mostrato interesse, ma sapevo che lui, perché lui dice De Laurentiis che Osimhen non cita mai, non mi avrebbe lasciato partire. In ogni caso l'interesse c'era e come, e quando ti chiama la Juventus, a prescindere da tutto, devi sederti e ad ascoltare. Questa è l'intervista che ha rilasciato Victor Osimhen per quanto riguarda De Laurentiis, quello che è successo in passato. Stiamo a 2 anni a parlare ancora di Osimhen, quindi rendiamoci conto. Comunque, a parte tutto, noi ci vediamo questa sera per il post partita. Quindi fra poco inizierà Galatasaray Juventus e poi più tardi, se non sbaglio, giocherà l'Atalanta. Sì, quindi ci vediamo fra poco per Galatasaray Juventus e più tardi per Borussia Dortmund Atalanta. Sempre e comunque Forza Napoli da vostro Neapolis 1926. C'ho la voce che non ce la faccio più. Salutatevi, vi faccio fare i saluti finali da loro due. Salutate, Wagyu. Ciao. Sempre e comunque Forza Napoli. Ciao.